Letizia Pace è nominata oggi commissario cittadino di Forza Italia. Ecco, qual è la situazione del partito a Palma di Montechiaro che hanno portato i vertici provinciali a nominarla commissario, dottoressa Pace? Diciamo che a Palma c'è un gruppo abbastanza forte, siamo tanti consiglieri comunali che facciamo parte di Forza Italia, quindi l'impegno è massimo, in questo senso un impegno per il nostro territorio, sicuramente una nomina che mi gratifica. Sono grata agli onorevoli per aver riposto in me la fiducia. Farò di tutto per il rispetto dei ruoli e per la valorizzazione del confronto democratico, contribuendo a garantire sicuramente un clima istituzionale costruttivo, quindi un impegno nella politica sempre all'insegna della trasparenza, in modo da affrontare tutte le problematiche sempre per l'interesse, risolverli per l'interesse della comunità. Quindi lei dovrà portare il partito ai suoi organismi tradizionali, no? Sì, certamente. Forza Italia è stata sempre in linea con i valori liberali e riformisti, questi valori hanno contraddistinto il nostro partito e noi li terremo sempre alti, sempre contribuendo alla definizione di strategie politiche locali, promuovendo iniziative, ascoltando le istanze dei cittadini, rafforzando la presenza del partito sempre più sul territorio. A proposito, dottoressa Pace, lei è anche consigliere comunale a Palma e con quadro della situazione politica attuale nel vostro comune? Sì, come ho detto poco fa, siamo un bel gruppo di Forza Italia, siamo in maggioranza e questo ci permetterà sicuramente di lavorare e di apportare sempre nuove forze, nuova linfa vitale, nuova energia per lo sviluppo del nostro paese, del nostro territorio. Quindi appoggiate Castellino sempre? Certo, sempre col nostro sindaco Stefano Castellino.